in quei giorni in cui c'era la famosa possibilità di effettuare la richiesta, eravamo al lavoro ininterrottamente, con giorni festivi compresi, e il rapporto con i clienti ovviamente era sempre improntato alla massima trasparenza, perché ognuno di solito è ben attento a fare una domanda che può avere determinate ripercussioni. Difficile quindi ignorare di essere destinatari di un bonus o quantomeno difficile, se non impossibile, che un professionista decida di procedere senza avvertire il proprio cliente. Nei giorni in cui la politica per difendersi tira in ballo commercialisti e consulenti, anche questi ultimi dicono la loro, il consenso informato, sostengono, è la base di ogni rapporto. Tutti gli aspetti il professionista li valuta di volta in volta con il proprio cliente. Nel caso del bonus, per esempio, era richiesto un codice PIN che sì poteva essere immesso nel sistema dell'INPS anche dal professionista, ma l'iter contava più passaggi. Sicuramente dopo la presentazione della domanda c'è stato un esito positivo o negativo e quindi tale da mettere al corrente l'interessato, che inevitabilmente lo era già, dell'esito che ha avuto la domanda e il fatto che sia stata presentata. Lo stesso consulente ribadisce che si tratta comunque di operazioni legittime in quanto previste dal decreto marzo, il primo emesso per contrastare la crisi economica da Covid, da qui la necessità di intervenire sempre per via legislativa. Forse una maggiore attenzione nella formulazione della legge, nell'individuazione degli elementi ostativi sarebbe stata possibile. Questo è quello che abbiamo sempre sostenuto, offrendo il nostro ruolo tecnico anche nell'attività di formazione delle leggi.